No, no, scusate, se io parlo, che silenzio è? Infatti stamattina mi era venuta voglia di non dire neanche una parola per rispettare il titolo che poi io stesso ho dato a questa piccola performance, il silenzio del press. Allora, le possibilità sono due, credo, cioè o il silenzio del press è realmente un silenzio, per cui è normale che io l'abbia scritto il silenzio del press, oppure è una metafora, oppure sta a significare qualcos'altro, che lo dice poi metafora, non è un po' dentro e fuora, e quindi dovrebbe essere metafuori, non si capisce perché l'italiano diventa metafora, oppure sta ad indicare qualcosa che si dice che poi veramente non si dice, e questo insomma noi non lo sapremo mai perché il nostro codice comportamentale nella scala mobile dell'esistenza è che non sappiamo veramente assolutamente nulla. Quindi se non sappiamo nulla smettiamo di fare la guerra, di fare tutte queste cosette che esistono. Nel calcio no, non esistono le calunnie, le chiacchiere, questo poi fa parte, io chiamerei, della farsa dell'esistenza, e il calcio come sempre è una cosa fantastica perché, come ho già detto, è la più grande religione esistente, ha fedeli, forse non voglio dire 7 miliardi di persone, ma 3 miliardi certamente. È una religione veramente fortissima, anche perché permette a ognuno di esprimere un parere, diciamo così, diverso da chiunque altro, quindi la moltiplicazione dei pareri della fede calcistica è una cosa veramente interessante. Forse bisognerebbe che qualcuno in grado di farlo, certamente non io, ci scrivesse un libro o facesse degli studi approfonditi. Forse parlando del calcio capiremmo anche perché è esistito a suo tempo il Colosseo. Come si dice, panem et circenses, che tradotto in soldoni per tutti significa l'intrallazzura, come si dice in italiano, l'intrallazzatura, il discernimento, no? Non mi viene la parola, scusate, è un momento grave, difficile della mia vita questo, perché non mi viene la parola. Un omaggio alle folle, ecco, diciamo così, un omaggio alle folle, panem et circenses. E arriviamo di corsa perché dobbiamo essere veloci, perché i tempi oggi devono essere veloci, altrimenti non c'è ascolto. Voi guardate le pubblicità, le immagini durano anche mezzo secondo, e non esiste più la possibilità di fare un'inquadratura ferma, come questa ad esempio, un'inquadratura ferma, però dici qua Luciano in questo momento sei un mezzo busto, anche in televisione, nei TG l'inquadratura è ferma, solo lì, ma il resto non è fermo, niente, si corre, si corre, si corre, tutto deve essere più veloce, più veloce. Io come vedete sono medievale, ho un telefonino analogico e mai e poi mai mi comprerò un telefonino dove c'è tutta quel mercato di possibilità infinite, perché è inesorabile, prima o poi ne diventi schiavo. Questo è un messaggio da dare alle famiglie, ai bambini che già piccini vanno in giro con quei telefonini, con i tablet, che poi non riesco mai a capire la differenza, tablet, tablot, smartphone, ciclunk, un'infinità di cose. Come vedete anche le pubblicità dicono sempre, ti vendiamo questa, è ancora più veloce. Ma dove dobbiamo andare così veloci? Forse verso il nostro funerale, che non vuole essere una battuta negativa, ma andiamo a quello che definiscono il derby. Signori, il derby nella Tuscia non esiste, perché il derby è il confronto fra due squadre che militano nella stessa città o nello stesso paese. Allora, per quanto ci siano buoni rapporti e amore fraterno fra Monterosi e Civita Castellana, non è un derby. Io vorrei chiedere ai giornalisti perché continuano a definirlo derby. Non è un derby, è una partita di calcio fra due squadre che abitano a 20 km di distanza, più o meno 18, 22, non mi ricordo, e non è un derby. Dici, ma che ce ne importa? In effetti credo che non interessi a nessuno, però è sempre quel mio andare a verificare che ci sono
a volte delle notizie che diventano luogo comune ma che in realtà non avrebbero motivo di sussistere, di esistere, perché stanno rappresentando qualcosa che non esiste, che non è vera. Non c'è nessun derby, quindi non c'è nessuna animosità bellicosa come tutti i titoli dei giornali, il derby, ma che stiamo parlando di un incontro di calcio o di una macelleria? Io mi auguro che sia un bellissimo incontro di calcio, come abbiamo fatto con il Latina, che non ci hanno picchiato selvaggiamente come fanno altre squadre, però tutti quanti mi dicono questo è il calcio, ho capito, ma c'è stato anche un giorno in cui un uomo ha creduto che si potesse volare e da lì è nata l'industria aeronautica. C'è stato un uomo che non sopportava più le notti troppo buie e ha inventato la lampadina. Pensate, parlare della lampadina agli aborigeni d'Australia 100 anni fa. E quindi io personalmente sono sempre dell'opinione che tutto ciò che è precostituito e che diventa luogo comune possa essere cambiato, e con civiltà, con calma, con i giusti tempi, ma non diamo per scontato che il calcio è diventato una guerra, una macelleria, perché sennò diamo un cattivo servizio alle scuole calcio, diamo un cattivo servizio agli istruttori, diamo un cattivo servizio anche alle famiglie. Ci sono tante cose che si potrebbero dire in merito, però mi fermo qui. Eccoci qua, Flaminia, Monterosi, inizia il campionato di ritorno. Il mio augurio è che tutti gli sforzi che abbiamo fatto per superare un momento che, devo riconoscerlo, è stato un pochino difficile, ma accade nelle stagioni, cominci il nostro nuovo campionato. Ci sono 51 punti a disposizione e siccome io sono un presidente esagerato, li vorrei tutti quanti. Questo ci garantirebbe l'accesso reale ai playoff. Questo è l'augurio che faccio a Monterosi Paese, a Monterosi FC, che siamo noi, a tutti gli amici, allo staff, ai collaboratori e ai dirigenti, e sinceramente gli auguri che faccio a un grande conoscitore di calcio che è il nostro allenatore mister Perrone, che è veramente uno che il calcio lo mastica a colazione, a pranzo, a cena, con una grande signorilità, con il giusto distacco e la giusta partecipazione. Credo che con lui si possano fare grandi progetti. Buona fortuna mister Perrone, buona fortuna anche a quel ragazzo simpaticissimo che è Daniele Prosia, che secondo me è una medicina per la prostata, e lui non se ne convince, ma che è un bravo ragazzo che ha fatto fino adesso un ottimo lavoro. Grazie, un abbraccio e vinca il migliore, e quindi mi auguro che questo migliore sia il Monterosi FC e che possa significare l'inizio di un filotto, si dice così a calcio, di 17 vittorie. È un augurio folle, ma io ci credo.